parliamo di questa esperienza qui all'Acragas, con che spirito la affronti? Spirito di un ragazzino di 20 anni, perché comunque, come tanti sanno, avevo voglia prima di smettere di indossare questa maglia. Ho accettato questo progetto perché comunque le persone che ne fanno parte ho piena fiducia in loro, abbiamo fatto una grande squadra, devo solo cercare di stare tranquillo perché sono a casa e dare il massimo ogni partita. In conferenza stampa hai detto io da solo non segno, questo è un invito ai tuoi compagni? Non invito, ma chi mi conosce sa, sono le mie caratteristiche, io non sono un giocatore che magari piglia palla, dribbla 2 o 3 giocatori e fa gol. Io ho bisogno della squadra, ho bisogno del cross, ho bisogno del supporto e poi è normale che nel momento in cui ci sarà questo io darò il 120% per i miei compagni. Secondo te che obiettivi ha la squadra? Dove può arrivare? Questo sta a noi perché la squadra è stata costruita bene, c'è l'obiettivo di portare l'Acragas nel calcio che merita, in categorie che merita e noi dobbiamo solo, ripeto, dare il massimo e arrivare il più lontano possibile. Poi è normale che ci piacerebbe vincere, ma non siamo da soli e quindi dobbiamo lottare con gli altri. Mister, queste partite già possono dargli un quadro della situazione, come si è trovato, insomma che tipo di sensazione ha provato? No, per me, io ripeto, negli anni ci ho sempre sperato, in alcuni casi ci sono stato sempre vicino, quest'anno grazie all'arrivo di Castronovo che ha voluto puntare tra virgolette, sulle mie qualità, sulla mia esperienza, insomma è una sensazione, dire che per me è come allenare un allenatore che allena il top nei professionisti è la stessa cosa. Cioè, l'Acragas è il top per la categoria, è una categoria che non gli appartiene, quindi insomma io sono venuto a fare qua, ho allenato da 15 anni questa categoria, però qui senza nulla togliere dove sono stato, perché mi sono trovato benissimo, qui io sto facendo il professionista come tutti, qui si respira un'aria che, ripeto, come ho detto in conferenza, per la categoria non c'entra niente e quindi per noi e per me deve essere uno stimolo perché sappiamo che fare bene ad Agrigento rimane qualcosa di unico. Mister, ecco un'idea sulla squadra di domani, che squadra è anche per chi non la conosce? Mazzara? Sì. Sì, no, il Mazzara è una squadra, ripeto, che è stata impostata, è stata costruita all'ultimo, c'ha molta gente di esperienza, sono partiti in ritardo, però questo non ci deve fare cullare, è sempre un blasone, c'è gente che conosce bene la categoria, non hanno, essendo che sono partiti in ritardo, non hanno nulla da perdere, quindi giocheranno secondo me con la tranquillità di dire vabbè, se io perdo ad Agrigento ci può stare e quindi per noi appunto dobbiamo essere bravi, ma questo ne sono convinto, a non sottovalutare l'avversario.